Beh, insomma, il programma Piccole Opere sta andando avanti e qui ringraziamo sicuramente l'assessore Giorgetti. Bicchiere mezzo pieno, 250 comuni su 580 sono stati soddisfatti in questa prima tornata nel programma delle opere da 100.000 euro. Siamo venuti oggi a incontrare logicamente l'assessore Giorgetti perché ci attendiamo la seconda tornata. Ci è stata data assicurazione che gli altri comuni saranno soddisfatti tra fine anno o il prossimo esercizio, quindi come dire stretta di mano e ritorniamo in Anci a Selvazzano. In tempi di gravi difficoltà economiche anche per gli enti locali, certe misure sono essenziali. Ma direi sicuramente di sì, perché non sono solo le grandi opere quelle che entusiasmano il cittadino, anche un marciapiede, un pezzetto di pista ciclabile, robe di questo genere sono molto importanti, quindi ci attendiamo, auspichiamo ancora un buon lavoro da parte dell'assessore Giorgetti negli anni a venire perché i comuni hanno grandi necessità. E anche per dare una mano alle imprese locali, perché lo spirito di questa iniziativa legislativa è quella di dare anche una boccata di ossigeno agli imprenditori locali. Un paio d'anni fa avevamo fatto proprio questa richiesta precisa all'assessore Giorgetti, restare sotto i 500.000 euro in modo che tanto la classe politica quanto i dirigenti dei comuni possano avere le mani libere e quindi bandi di gara sfruttando le aziende locali, perché mettendo in moto la ruota locale probabilmente piano piano riusciamo a tirare fuori dei fanghi anche il paese.